Sole, il quale ci leggerà dei bellissimi brani da lui selezionati dalla scena quarta del Copernico di Bernardi, 1824. Il Sole chiede allo scienziato polacco, Copernico, di convincere la Terra a invertire i ruoli. Non più lui e le stelle a girarle attorno, ma lei a ruotare attorno al Sole, e si dichiara ormai stanco di una stanchezza plurimillenaria. Lo scienziato obietta in risposta. La Terra, insino ad oggi, ha tenuto la prima sede del mondo, che è a dire il mezzo, e come voi sapete, stando ella immobile e senz'altro a fare che guardarsi all'intorno, tutti gli altri globi dell'universo, non meno i più grandi che i più piccoli e così gli splendenti come gli oscuri, le sono iti rotolandosi di sopra e di sotto e ai lati continuamente, con una fretta, una faccenda, una furia da sbalordirsi a pensarla. E così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio suo, pareva che l'universo fosse a somiglianza di una corte, nella quale la Terra sedesse come in un trono, e gli altri globi d'intorno, in modi cortigiani o di guardie o di servitori, attendessero chi ad un ministero e chi ad un altro. Sicché in effetto la Terra si è creduta sempre di essere imperatrice del mondo, e per verità, stando così le cose come sono state per l'addietro, non si può mica dire che ella discorresse male, anzi io non negherei che quel suo concetto non fosse molto fondato. Che vi dirò poi degli uomini, che reputandoci, come ci reputeremo sempre, più che primi e più che principalissimi tra le creature terrestri, ciascheduno di noi, se ben fosse un vestito di cenci e che non avesse un cantuccio di pan duro da rodere, si è tenuto per certo di essere uno imperatore, non mica di Costantinopoli o di Germania, ovvero della metà della terra come erano gli imperatori romani, ma un imperatore dell'universo, un imperatore del Sole, dei pianeti, di tutte le stelle visibili e non visibili, e causa finale delle stelle, dei pianeti, di vostra signoria illustrissima, di tutte le cose. Ma ora, se noi vogliamo che la Terra si parta da quel suo luogo di mezzo, se facciamo che ella corra, che ella si voltoli, che ella si affanni di continuo, che eseguisca quel tanto, né più né meno, che si è fatto di qui addietro dagli altri globi, infine che ella divenga del numero dei pianeti, questo porterà seco che Sua Maestà terrestre e le loro maestà umane dovranno sgomberare il trono e lasciare l'impero, restandosene però, tuttavia, coi loro cenci e con le loro miserie, che non sono poche. Questo cambiamento poi sconvolgerà i gradi della dignità delle cose e l'ordine degli enti, scambierà i fini delle creature e pertanto farà un grandissimo rivolgimento anche nella metafisica, anzi in tutto quello che tocca alla parte speculativa del sapere. E ne risulterà che gli uomini, seppur sapranno o vorranno discorrere sanamente, si troveranno a essere tutt'altra roba da quello che sono stati fin qui o che si hanno immaginato di essere. Ma pensi vostra signoria illustrissima un poco più oltre e vedrà nascere ancora un altro scompiglio, che le stelle, vedendo che voi vi siete posto a sedere, e non già su uno sgabello ma in trono, e che avete d'intorno questa bella corte e questo popolo di pianeti, non solo vorranno sedere anch'esse a riposarsi, ma vorranno altresì regnare, e chi ha da regnare ci hanno a essere i sudditi. Però vorranno avere i loro pianeti, come avrete voi, ciascuna i suoi propri, i quali pianeti nuovi converrà che siano anche abitati e adorni come la Terra. E qui non vi starò a dire del povero genere umano, divenuto poco più che nulla già innanzi in rispetto a questo mondo solo. A che si ridurrà egli quando scoppieranno fuori tante migliaia di altri mondi, in maniera che non ci sarà una minutissima stelluzza della Via Lattea che non abbia il suo?
ma considerando solamente l'interesse vostro, dico che per insino ora voi siete stato, se non primo nell'universo, certamente secondo, cioè a dire dopo la Terra, e non avete avuto nessun uguale, atteso che le stelle non si sono ardite di pareggiarvisi, ma in questo nuovo stato dell'universo avrete tanti uguali, quante saranno le stelle coi loro mondi, sicché guardate che questa mutazione che noi vogliamo fare non sia con pregiudizio della dignità vostra. È un piacere risentire questi brani del Copernico, non solo perché ci riportano in temi cruciali della storia della scienza, peraltro su questo magari dopo diciamo qualcosa, scritti da un poeta come Leopardi, che oltre ad essere coautore di un libro con Margherita, ancorché a distanza nel tempo, Leopardi, forse gli studenti a scuola non lo sanno, ma era un attento studioso di a 15 anni a 15 anni la storia dell'astronomia. La storia dell'astronomia, e probabilmente, almeno io così l'ho scoperto dopo, meglio si capirebbe anche il suo pessimismo se si considererebbe che lui aveva di fronte una luna, quella di cui si parlava prima, o comunque un universo che rileggeva con gli occhiali di Galileo e non più con quelli dell'epoca dei maghi piuttosto che dell'alchimia. Detto questo, mi è piaciuto sentire, e credo anche a Margherita, questo pezzo del Copernico, perché era un brano molto caro a un amico comune, che è Enrico Bellone, grande storico della fisica, che qualche settimana fa ci ha lasciato, e quindi era un omaggio anche a lui in questa bellissima. E inoltre era un brano preveggente, perché lui dice ci saranno migliaia, miliardi di pianeti, sì. E oggi lo sappiamo che ci sono, e probabilmente ce ne saranno molti abitati. Sì. C'è già uno che l'aveva detto prima di Leopardi, c'era e finito male nel febbraio del 600 in Campo dei Fiori, si chiamava Giordano Bruno, che nell'infinito universo e mondi, no? I soli le stelle sono i soli, e come il Sole circondate da pianeti. Su questi pianeti ci saranno esseri umani. E l'ha pagata cara questa l'ha pagata cara, però sì. non era così infondata, no? Questa intuizione. Era fondativa. Esatto. La prima parte del suo discorso la possiamo sottoscrivere oggi, perché oggi scopriamo sempre nuovi pianeti extrasolari. Ora, che ci fossero pianeti extrasolari lo si poteva supporre, perché il Sole è una stella comunissima, quindi non c'era nessuna ragione di pensare che il Sole avesse qualcosa di speciale. Poi però è solo nel 95 che è stato scoperto, proprio dalle osservazioni si è visto l'esistenza del primo pianeta in orbita intorno a una stella diversa dal Sole, e oggi ne conosciamo più di 400, e è molto probabile che ogni stella abbia sistemi solari, e la difficoltà è di vederli, perché i pianeti sono molto più deboli come luce delle stelle, sono annegati nella luce della loro stella, però è molto probabile che ogni stella abbia un suo sistema solare, e quando ci sono pianeti adatti alla vita come la Terra, non c'è nessuna ragione di pensare che anche lì non sia successo quello che è successo sulla Terra. Quindi direi che siamo praticamente certi, la probabilità è altissima che esistano molti altri pianeti con altre civiltà, anche forse molto più avanzate della nostra. Questo però non vuol dire che noi possiamo venire in contatto con queste, perché le distanze sono enormi e la velocità della luce è un limite insuperabile. Comunque pensare di essere soli nell'universo è assurdo. Certo, solo che alcuni se ne sentono confortati da questa idea, altri terrorizzati. Bruno era uno di quelli che ne era confortato, certo. Per altri sollevava una serie di problemi, alcuni dei quali parzialmente irrisolti. Ma Leopardi aveva una passione per Galileo soprattutto, che andava
ben oltre la storia dell'astronomia che avete scritto passandovi il testimone, no? Che è stata anche di recente ripubblicata, Sì. se non ricordo male. Per esempio lui nel volume secondo della Crestomanzia italiana diceva che Galileo, al di là dei meriti scientifici ovviamente scontati, era, e qua torniamo anche agli argomenti di prima, ma è curioso perché lo facciamo parlando di uno scienziato, era un esempio di prosa civile per gli italiani. Secondo lei si ritrova in questa opinione? Cioè la scienza può essere un esempio di prosa civile? Beh sì, direi di sì, perché la scienza si basa su osservazioni, su esperimenti e rifugge da fantasticherie non provate. È razionale. È anche una forma di tolleranza, tutto sommato. Appunto si basa sulla ragione e la ragione dovrebbe essere di per sé tollerante. E comunque anche autoritaria, perché se una cosa non funziona... Se non funziona si accetta che non funzioni, però è un'accettazione razionale. Esatto. Perché un'altra domanda che volevo farle, che si dice sempre, ma mettiamo la scienza da una parte, tutti gli argomenti che riguardano dalla politica alla morale all'etica pubblica dall'altra, in qualche modo Galileo, un po' con l'astuzia retorica che lo distingueva, un po' anche per convinzione, un bel giorno scrisse: ma il mio compito in realtà è di spiegare come vanno i cieli e non come si vada in cielo. Però, e ne fece le spese anche lui, salvo poi finire ad Arcetri agli arresti domiciliari curato dalla figlia, no? Quando si toccano i cieli e si dice che i cieli funzionano, che la fabbrica dei cieli funziona in un altro modo, di fatto si tocca anche l'altro ambito, per cui la rivoluzione di Copernico che Leopardi ci raccontava così non è solo una rivoluzione cosmologica, è anche una rivoluzione morale e politica. Sì, perché mette la Terra al centro dell'universo, diceva la Terra fatta da Dio per l'uomo, e quindi l'importanza dell'uomo padrone di tutte le cose, perché Dio gli ha dato questi poteri, questa importanza, questa prevalenza. Quindi la Terra unica, centro, se no si sminuisce appunto l'opera di Dio. Certo. Quindi invece ecco perché appunto, appunto tutta la situazione, l'attacco a Galileo, perché portava la Terra a essere un pianeta che ruotava intorno a un sole come miliardi di altri soli, quindi non c'era più un posto privilegiato che Dio aveva creato per l'uomo. Parlava prima del testamento biologico, quanto è cambiata l'idea di vita e di morte col progresso delle biomedicine, per Appunto, esempio, perché no? una volta si moriva, la morte era qualcosa di ben preciso e quando arrivava, oggi invece si può prolungare la non vita e non morte per decenni, in cui uno può vivere come una macchina, un vegetale in cui gli si mette il liquido da una parte, che si leva da quell'altra, non è vita, e si pretende che questa persona seguiti magari per decenni essere trattata proprio come una macchina, come un vegetale, non padrona delle proprie azioni, dei propri desideri, semplicemente perché la vita è un dono di Dio, e se uno in Dio non ci crede, e se uno questo dono non lo vuole accettare, perché non deve essere libero?